Agosto 2013, Francesco è papa da pochissimi mesi, quando a Stefano Cabizza, allora 19enne studente di ingegneria, arriva la telefonata che non ci si aspetta. Sono Papa Francesco, diamoci del tu. A Camin, all'incredulità segue la gratitudine per la sorpresa, dopo una lettera consegnata dallo studente durante una vacanza a Roma. Un papa che da subito si caratterizza per il suo amore per la gente, ricordava ai nostri microfoni a novembre 2013 il compianto rettore della Basilica del Santo, padre Enzo Poiana. Francesco viene da un contatto diretto con la gente, è stato un pastore e continua ad esserlo e la cosa bella che ho sentito dire è che lui dice io continuo a fare il vescovo come lo facevo prima. Passano poco meno di 2 anni, è il marzo 2015, quando il pontefice chiama al cellulare Monsignor Giuseppe Benvenu Pasini, prete diocesano e già direttore della Caritas italiana, che sta offrendo la sua sofferenza per il pontefice e per la Chiesa. Avevo capito che era un privilegio, diciamo, perché non so chi altri poteva avere provato la stessa emozione. Passano ancora gli anni, ma non la presenza paterna di Francesco nei luoghi della sofferenza. È l'aprile 2021, quando in piena pandemia il pontefice chiama Don Marco Galante, allora cappellano del Covid Hospital di Schiavonia, che gli aveva scritto una lettera da parte di tutti i malati di coronavirus. Un'emozione, racconta Don Marco, che porta con sé anche un caloroso invito. Mi raccomando, Don Marco, non viva mai per abitudine l'essere accanto alle persone ammalate. E questo per lei e per tutti gli operatori che vivono ogni giorno accanto alle persone ammalate. Mai per abitudine. Nel 2023 il Papa a Padova invia un videomessaggio. È inizio gennaio quando sorprende Daniele e Cinzia, nati in Argentina ma di origini italiane, nel giorno del loro matrimonio a Piove di Sacco. Cinzia e Daniele, oggi nel giorno delle vostre nozze vi sono vicino e prego per voi perché il vostro matrimonio sia fecondo e felice.